Salve a tutti i lettori e lettrici di Star Wars Libre Comics, bentornati in un nuovo episodio di Holocron Book Club. Con me c'è Lorenzo. Ciao Lorenzo, buonasera. Ciao Giorgio e buonasera a tutti gli spettatori. Allora, oggi situazione un po' diversa rispetto all'ultima puntata di Archivio Jedi, però piano piano forse devo tirarmi un po' su fisicamente con la sedia, ecco, ma stiamo iniziando a trovare un pochino la quadra. Comunque mi sembra che la situazione vada meglio rispetto a un paio di lunedì fa. Confermami Lorenzo se mi senti, se mi vedi. Sento sì, ti vedo sempre un po' scattoso, però decisamente meglio di Archivio Jedi, che eri scattoso e sfocato. Almeno sei meno scattoso Ok. e non sfocato. Ok. Sì, oggi ho osato portare la qualità del video a 720p. Se tiene, direi che questa è una buona soluzione. Quindi sono qui davanti alla libreria di Reading Bay 15 per parlare di racconti di luce e vita, quindi un'opera intermedia che non si colloca in nessuna delle tre fasi, ma allo stesso tempo si colloca in tutte e tre le fasi dell'Alta Repubblica. Se non sbaglio tu Lorenzo dovresti avere, non so se ce l'hai qui, la copia fisica. Esatto. Sì, la copia Io italiana la con copia la cover italiana, regolare esatto. e vabbè, ovviamente non poteva mancarmi la cover variant di Barnes and Barnes & Noble, Nobles. esatto. Partiamo subito, direi, dal definire che cos'è Racconti di luce e vita e il perché stiamo già parlando di varianti, edizione variant, non perché siamo ossessionati dalle variant, o meglio lo siamo, però questo non è il semplice caso, ma perché Racconti di luce e vita è una raccolta di racconti che appunto si ambientano, alcuni prima della fase 2, alcuni alla fine della fase 2, alcuni durante la fase 1 o prima o subito dopo la fase 1, a ridosso della fase 3, quindi tanti momenti dalle vite essenzialmente di tanti personaggi, principalmente Jedi, ma non solo, che abbiamo conosciuto nel corso delle tre fasi. Dico non solo perché ci sono mi sembra un paio di storie, quella di Axel e quella di Crash, giusto? Non me ne vengono in mente altre. No, scusami, non ti ho seguito. Quella di Crash, che sì, è esclusiva, diciamo, Barnes & Sì, Nobles. dicevo che non sono Jedi. Ah, beh, Axel, anche Affy nel racconto di anche Claudia Affy, Gray, che giusto. appunto il giorno dopo la caduta non è dal punto di vista dei Jedi, ma è dal punto di vista della ciurma del lavascello. E una storia in particolare, quella scritta da Alyssa Wong, era contenuta negli Stati Uniti solo nell'edizione Barnes Nobles. Per fortuna l'edizione italiana è l'edizione Barnes Nobles, quindi contiene questo racconto extra che diciamo, nel volume regolare, altrimenti non era disponibile. Quindi ben fatto Panini, dai, così quando ci sono edizioni monche di contenuti portiamole sempre quelle complete. Giustamente Lorenzo mi ricorda che dovremmo salutare anche la chat e non soltanto fare i test audio-video quando iniziamo una diretta, e quindi diciamo anche una buonasera a Buccio che ci dice bello lo sfondo di Reading Bay 15, grazie. Purtroppo non è quello che avevo pensato per girare i video e fare le dirette, ma quello lo vedrete quando girerò i video e basta. Buonasera anche a Jose. E Buccio poi ci dice che ci segue volentieri, poi va a leggere le ultime pagine di Smuovi Tempesta. Bravissimo, tanto poi Smuovi Tempesta oggettivamente si legge in un pomeriggio praticamente, per cui. E Andrea ci poi chiede, recupera la puntata di Holocron Blue Club su Smavi Tempesta. esatto, dedicata all'approfondimento scritto dalla nostra Francesca anche, che è Anche sì. molto molto ricco. Andrea ci chiede come state trovando Living Force. Io sono a metà, ma la storia non mi sta prendendo purtroppo. Miller è sempre una garanzia. Allora, lo devo iniziare. Settimana scorsa è stata una settimana un po' complicata con il lavoro. Questa settimana penso che sia la settimana giusta, per cui lo inizio a meno che Non Del succede. Rey non sia così gentile da mandarci Temptation of the Force. Non succede, però se succede inizierò quello, e Living Force
insomma Ubi Siamo Maior coperti. minor chest. Esatto. Buonasera anche a Fabione. E Cosa invece dice che oggi devi iniziare con Dark Plagueis. Vedo che il video di Letture Essenziali di Acolyte ha spinto molte persone che ancora magari non avevano recuperato Dark Plagueis ad avvicinarsi a questo romanzo Legends, quindi ottimo così. Andrea Probabilmente invece perché è l'unica sulle cosa che si è sentito nel video. Sì, esatto. Andrea invece dice: avendo letto la versione standard inglese all'uscita, mi manca purtroppo la storia inedita. Prima o poi toccherà recuperare anche l'edizione italiana. Sì, magari ai prossimi sconti Panini o se lo trovi usato su Vinted. Sì, anche perché adesso Ci non può ho stare. cercato approfonditamente, ma diciamo in giro sul web questa storia non mi è parsa di vederla, quindi comunque toccherà No, prendere l'edizione neanche a italiana. me. Neanche a me, per cui diciamo comunque sono contento che abbiano portato l'edizione più completa. Assolutamente. Lorenzo, inizierei a chiederti qual è la storia che hai preferito e perché, e qual è la storia che invece ti è piaciuta di meno e perché. Allora, parto dalla storia che mi è piaciuta meno, spariglio un po' le carte, dico Un pugno chiuso non artigli, ma perché come spesso mi accade te con Raghi che leggete le cose prima in inglese, mi alzate così tanto l'asticella che poi quando leggo e non è la storia della vita che mi aspettavo, rimango sempre un po' più deluso del solito, anche se in realtà riconosco che rimane comunque un racconto valido e anzi dimostra, diciamo, la buona Mardarò quanto sia diciamo, divenuta fuori di testa proprio al suo cambio di personaggio che abbiamo letto nel Sentiero della Vendetta. In realtà forse la storia di Holder, che si conferma ancora un po' traballante, forse la scrittura dei libri, che non mi ha detto praticamente nulla con Ram, John Ram protagonista, e anzi onestamente non la ricordo proprio, nonostante l'abbia letta tipo settimana scorsa, visto che ho preso il libro e ho fatto la corsa per essere qui stasera, visto che abbiamo anticipato di un mese la puntata, visto che non è scalata il mese dopo. E effettivamente la sua è l'unica che proprio non ricordo, poi in realtà mi sono, diciamo, piaciucchiate tutte senza nessuna grandissima vetta. Però in realtà, non so se tu l'hai letto quella di Alyssa Wong, in realtà mi è piaciuta più di quanto pensassi, più che altro a differenza della storia di Marda sulla storia di Crash non avevo alcune aspettative, visto Certo. perché insomma ce la ricordiamo tutti i personaggi di Crash da Orizzonte di Mezzanotte, che penso che sia stato, se non diciamo, il meno bello romanzo della prima fase, però in realtà è stato un buon racconto, probabilmente nella mia top 3 dei preferiti di racconti di Luce e Vita. Ottimo. Allora non vedo l'ora di recuperarlo anch'io, perché appunto anch'io ho letto la versione standard, diciamo, di Tales of Light and Life. Spero di non Allora, alzarti troppo le aspettative. Allora, per quanto mi riguarda, penso che la storia che ho apprezzato di più è stata, direi, Un pugno chiuso non ha artigli, perché è quella che poi io ho letto Racconti di Lucività abbastanza, cioè subito dopo aver letto, o quantomeno ho letto la raccolta di racconti poco dopo aver letto Il Sentiero della Vendetta, per cui io l'ho vissuto molto in continuità, Forse anche anche perché perché era uscito in anteprima il racconto esatto, sul sito di su Star Kobo. Wars, su Kobo, esatto. Sì, no, Quindi proprio sul sito di Kobo. E quindi appena avevo finito Il Sentiero della Vendetta e quello era diventato disponibile, l'avevo letto subito e mi aveva gasato molto, moltissimo. Ricordo con anche grande, come dire, metto in top 3 anche la storia di Shield of the Jedi di Rupert e di Silandra, perché sì. non so, è una di quelle che mi ha lasciato proprio un senso di chiusura, un senso di completezza, proprio ha messo bene il punto e considerando che il personaggio di Rupert all'inizio non mi diceva niente, è stato bello invece poi approcciarsi al finale e rimanere invece molto soddisfatto.
E quella che invece mi è piaciuta di meno è probabilmente quella di Cavan. Ah, Sì, devo dire, la storia di Axel non mi è mi piaciuta, aspettavo la storia di ma l'ho Axel. trovata, ma l'ho trovata comunque leggibile. Invece quella di Cavan l'ho trovata proprio faticosa, perché ci sono tutti insomma, mi sembra che ci siano due alieni, no, che fanno tutto questo dialogo lunghissimo. E Sì, l'ho trovata la più pesante, cioè quella più decontestualizzata di sì, anche tutte. perché appunto ci sono questi 2 alieni, hanno tutto il dialogo, succedono gli eventi e poi solo alla fine arriva Keith Trennis che doveva essere la Esatto. protagonista e poi vabbè, poi E, quando e arriva invece svolta il racconto, ma è finito, quindi sì, sì, poi è bellissimo nel momento in cui arriva, il racconto cambia passo e ci sono anche un paio di citazioni di quelle che fa Cavan che ti rimangono un po' impresse, però è troppo sbilanciato il racconto, cioè quello con cui ho fatto più fatica. Quello di Axel quantomeno era un po' più, cioè, l'ho trovato blando, inutile, pessimo iniziare la raccolta così, secondo me, però tutto sommato si faceva leggere, invece quella di Cava hanno fatto anche proprio un po' fatica. Per cui sì, diciamo, queste sono le mie impressioni. Continuo a sostenere che Un pugno chiuso non ha artigli, non aveva senso staccarlo, cioè non renderlo l'epilogo di Il sentiero della vendetta, cioè mi sembra proprio aver troncato quel romanzo lì, invece questo sarebbe stato secondo me un ottimo epilogo, forse un po' corposo, però si poteva tagliare un po'. Non so tu che ne pensi, se in anche realtà tu. secondo me, considerando che Il sentiero della vendetta era diviso in 3 parti, mettevi questo racconto come quarta parte, secondo me era perfetto, perché comunque il time lapse, Mh-mh, l'andare avanti nel tempo, cioè diviene comunque chiaro che son passati parecchi mesi o anni, adesso non mh-mh, ricordo, se lo dicono, visto che cerca altri Evereni, quindi mh-mh, comunque diveniva chiaro. E poi sì, intanto volevamo fare una quarta parte, e anzi magari si poteva maggiormente dettagliarlo, che forse è il motivo per cui a me non ha soddisfatto del tutto, proprio appunto come dicevamo con, la fondazione dei Nila, anche se diventa comunque abbastanza chiaro, ma magari dar qualche dettaglio in più. mh-mh. Recupero intanto la domanda di Riccardo che vabbè è un filino fuori tema, ma ne abbiamo parlato prima e si riferisce a Plagueis e chiede: "Pensate che prima o poi Panini lo riporterà o sarebbe meglio recuperarlo magari in originale?" Riccardo dice che negli Stati Uniti è stato stampato in versione Essential Legends Collection, quindi sì, prima o poi arriverà anche da noi. Io sono convinto che verrà portato in Italia. Secondo me, una volta che finiscono i Dark Bane, cioè ad agosto probabilmente, o comunque nel corso di quest'anno, secondo me il romanzo successivo che portano o è Revan o è Dark Plagueis. Però per portare Revan dovrebbero fare già un commitment di portare gli altri 3 The Old Republic, per cui secondo me è più sensato portare prima Plagueis e poi fare Revan e gli altri di The Old Republic. Dipenderà probabilmente anche da che cosa succede in The Acolyte, e la verità è questa. Dipende anche da che cosa succede in The Acolyte, perché ovviamente Panini adesso non sa che cosa ci sia dentro The Acolyte, lo vedremo insieme. Secondo me hanno questi 2 titoli messi lì e a seconda delle opere che devono, cioè a seconda appunto di cosa vedremo in The Acolyte, si giocano il tie-in migliore, ecco. Sicuramente arriva, anche perché nella timeline Legends presentata all'interno dei volumi dei grandi romanzi Legends, Dark Plagueis c'è. Per carità, ci sono anche romanzi, appunto, ci sono romanzi inediti in Italia. C'era Punto di rottura. Shatterpoint, punto di rottura, l'abbiamo scoperto lì e sarebbe stato pubblicato, non aveva senso includerlo. Quelli già tradotti ci sono tutti, però secondo me Plagueis è proprio uno dei più papabili, anche perché poi c'è stata la nuova edizione, la nuova copertina è molto bella, insomma si presta
molto a una ristampa. Sì, la domanda è sulle tempistiche, c'è da capire appunto se ovviamente vuoi leggerlo per la serie e devi partire domani per essere insomma sicuro che entro giugno l'hai finito, se no si vede la serie, se effettivamente sarà da recuperare in base a quello che vedremo in The Acolyte, dipenderà un attimo appunto dalle cose che hai detto te Giorgio, quindi se Panini vede questa cosa e si gioca allo slot, comunque vuol dire che se va bene per fine anno comunque, se no andrà Sì. l'anno prossimo in salato. Poi considerando che sulle ristampe hanno sempre qualche slittamento per problemi di diritti, cioè il rischio appunto che lo vedi a metà del prossimo anno potrebbe esserci, ecco. Sì, 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 diciamo che la finestra temporale che do a Plagueis è entro fine 2025, ecco, più o meno. Tra una cosa e l'altra, secondo me entro fine 2025 arriva. Tornando su Racconti di Luce e Vita, come hai visto l'introduzione della fase 3 con questi racconti? Perché effettivamente, vabbè, in Italia abbiamo già avuto modo di leggere i primi 4 numeri della nuova serie a fumetti, insomma, che poi in realtà pubblicano in italiano la miniserie L'ombra dello Starlight, però L'ombra dello Starlight anche quella è un'opera un po' di transizione tra la fase 1 e la fase 3. Così anche per Racconti di Luce e Vita. Come hai vissuto questo piccolo accenno anche a livello di diciamo romanzi e non di fumetti della fase 3 tu? Non l'ho praticamente percepito, nel senso che mi sembra più una Okay, chiusura della fase 1, a parte appunto al netto dei racconti che okay. effettivamente andranno dalla fase 1 come come dicevamo prima, il giorno dopo la caduta di Claudia Gray che appunto li Mh-mh. fa tipo il giorno dopo, la settimana dopo, un mese dopo e quindi ovviamente, Sì, anche solo come pensiero che fai riferimenti all'evento della fase 1 lo considerare più un racconto da fase 1 che da fase 3. sì. Mentre per, diciamo, i racconti sulla fase 3, alla fine quali possiamo mettere nella Beh, fase 3? quello di Amadeo? Amadeo, più che Sì, altro perché presenta un personaggio nuovo che prima ne era inedito, e però poi metterei sapevamo già che i personaggi tornavano, cioè i Jedi venivano richiamati su Coruscant, lo sapevamo, sì, e sì, per sì, come si è quello sì. svolto è molto slegato da tutto il resto che poi leggiamo Mh. in Shadow Starlight, cioè almeno credo, io ho letto solo il primo numero dell'Ombra dello Starlight, quindi poi Mh-mh. penso, cioè comunque mi è sembrato slegato e anche vero il ritrovamento di Burriaga, quello è più fase 1 o fase 3? Ma Secondo te? sì, più o meno come dicevi tu. Io lo vedo più fase 3 perché comunque la scomparsa di Burriaga per me metteva, non dico che metteva un punto perché abbiamo capito che tornano tutti, però metteva un po' un punto alla fine della fase 1. E più che altro ritrovare Burriaga serve a Bell per poi lo sviluppo, per poi diventare il tipo di personaggio che è nella fase 3, secondo me, quindi è molto propedeutico, forse più a Bell che a Burriaga che alla fine sta lì, fa 2 versi e e p e Sì, amen. Per cui mh. Vai, vai. sì, io anche quello lo metterei in fase 3, Mh. quello di quello di Verne, ecco, quello di Verne Ah, forse è sì. l'altro un po' più legato alla fase 3, anche se poi se uno legge Defy the Storm, mhmm, insomma non dico che invalida il racconto, perché è un percorso che fa Vernestra, però diciamo che vabbè, tanto noi Ma non possiamo fare degli spoiler. sì, Il infatti fatti ragazzi esatto. salutateci se non avete ancora letto. Che Partiamo. counter no, sono aumentate, incredibile. No, dicevo, il fatto che Vernestra venga presentata come cercavia poi è The Storm,
la vanno a recuperare, la riportano sul tempio, ok, succedono tutte le cose che devono succedere e ci sta che Vernestra cambi idea, però basta, cioè è finita lì la sua esperienza da cercavia, non è che o almeno per il momento è finita lì la sua esperienza da cercavia. Poi vedremo, ecco, visto che c'ha qualche secolo ancora da vivere. Anche il racconto di Alissa, secondo me, è da fase 3, perché lì proprio vabbè, te lo posso spoilerare o vuoi tenertelo Sì, più no, avanti spoiler, quando spoiler. leggerai? Ok, no, beh, Spoiler, lì in spoiler. realtà sostanzialmente, nonostante ovviamente si svolge su Corellia, e nonostante diciamo Corellia, se non ricordo male, è ovviamente un pianeta, diciamo, fuori dal muro tempesta dei Nil, Sì. diciamo, c'è praticamente una guerra civile in corso, cioè non proprio dichiarata aperta, però diciamo i Nil, come si erano già infiltrati in Orizzonte di Mezzanotte, sono praticamente metà della popolazione, tant'è che molti del popolo, nonostante preferirebbero ovviamente la Repubblica, per convenienza devono appoggiare i Nil per, diciamo, riuscire a Ok. sopravvivere. Quindi c'è più o meno una guerra civile non proprio dichiarata, e quindi sono passati parecchi mesi, anzi diciamo anche il piano dei Nil, che ovviamente andrà in frantumi, poteva avere, diciamo, delle forti ripercussioni nella fase 3, quindi secondo me, cioè, quello è proprio da fase 3. Ok, ok. E Beh, secondo sembra me finalmente viene interessante anche, almeno. anzi, viene anche presentato un personaggio interessante, quindi direi quasi fondamentale, il racconto di Alyssa Wong, per seguire, diciamo, i one shot che stanno venendo pubblicati parallelamente sul personaggio, che oltre a quello già annunciato, che è già uscito in America, poi ne è stato poi annunciato un altro alla fine di quello spillato, che poi uscirà poi in futuro, sempre scritto da Alyssa. Quindi secondo me viene introdotto un nuovo personaggio, che è finalmente un personaggio interessante oltre a Crash, e quindi secondo Ok. me darà un po' di Cos'è senso che, anche ai fumetti. cos'è che fa? E vabbè, se te lo spoilero, poi cioè la parte migliore anche del racconto, Va bene, va bene. Allora dai, secondo me evito, recupero il volume in italiano e mi leggo il racconto, ok. ok, sì, dai, la Tanto parte, devo, cioè, più devo... interessante è che ne vale la pena, Ok. secondo me, quindi dai. Ok, ci sta, ci sta. Beh, anche la situazione, diciamo, politica di Corellia sembra interessante, per cui... E poi appunto non è un mondo del muro tempesta, quindi... è anche un po' diverso probabilmente dal resto, quindi ci sta un po' di Sì, quello freschezza che in mi ha più. stupito di quel racconto lì è che effettivamente, cioè, si parla che c'era un tempio Jedi su Corellia, ma non lo ricordo in Orizzonte di Mezzanotte né in nessun'altra opera dell'Alta Repubblica. Quindi, però magari sono No, io che non ho me lo letto molto ricordo. superficialmente Orizzonte di Mezzanotte. Non me lo ricordo. Ah no, ma sì, certo, C'era? perché c'era, perché se ti ricordi, Comac e Kantam andavano a udienza al Tempio Jedi di Corellia, per dire: "Noi dobbiamo fare investigare di qua e di là". Io mi ricordo questa cosa, che Ah. loro dovevano andare al Tempio Jedi, però cioè, penso che durasse un capitolo, una roba del perché poi iniziavano i flashback di Kantam, secondo me. Mh-mh. Okay, non Ehm, veramente scordato. quindi Quindi no, okay. ma Ci sta allora. adesso che me l'hai detto mi sono un attimo ricordato. Ho questi flash di Comac e Kantam che parlano insieme e se la raccontano un po' mentre, aspettano di andare a udienza al diciamo consiglio del tempio di Corellia, però poi magari mi sto sbagliando e mi sto inventando tutto, però non penso. Mh-mh. No, no, allora ottimo, Uhm, ottimo. No, ottimo. invece ti chiedo a te più che altro un rinfresco sulla fase 1, no, perché non ricordavo, proprio sulla storia di Vernestra, che anche lì avevo aspettative abbastanza alte. Mh-mh. Veniva Nella fase 1 veniva detto appunto che Vernestra e Imri si separavano, che succedeva qualcosa a Imri, perché mi è Sai che sembrato quasi sai che anch'io non ho questo arrivato addosso. ricordo.
Ottimo, Anch'io siamo non in mi 2. ricordo, siamo in due. Non mi ricordo se io il finale di Prima del disastro me lo ricordo poco, ma comunque mi sembrava che fossero ancora insieme, per cui o veniva detto Sì, anche qualcosa nella stella perché caduta, anche perché comunque in oppure Prima del disastro, sì, essendo prima, loro erano su Dalna, non erano a bordo dello Starlet, poi è vero che, lo portano fino a lì, quindi poi, ci poteva anche esatto. stare che andavano a bordo, però poi, È probabile che appunto andassero a bordo e poi si sono separati, però secondo me non viene detto in maniera molto, molto esplicita. Anche perché se ti ricordi, quando è uscito Racconti di Luce e Vita, eravamo tutti un po' rimasti questo fatto che Vernestra dava Imri per morto, perché poi quando è uscita la sinossi di The Fight the Storm in cui dicevano Imri è vivo, e allora tutti, Imri è vivo, però secondo me era stato proprio Racconti di Luce e Vita a metterci il tarlo che Imri poteva essere morto, quindi secondo me è andata così, però non sono sicuro al 100%. sì, peccato perché te lo ritrovi così morto, cioè, ti Sì, tolgono anche l'elemento, cioè, della tragicità del momento. sì, sono d'accordo. Anche il fatto che tornino tutti, però, vabbè, penso che adesso con la fase 3 andranno magari a chiudere un po' meglio. Secondo me hanno anche notato quanto fossero amati determinati personaggi e quindi dove hanno potuto recuperare hanno recuperato per poi darci magari un finale un po' più definitivo con la fase 3, però vedremo. Dai che torna anche Orla e Stellan. Secondo no, ma secondo me finirà davvero che sono gli unici due che sono morti davvero. Va bene, allora io direi che a meno di ulteriori commenti, almeno io non mi sento di avere tanto altro da aggiungere al commento di Racconti di Luce e Vita, se non che appunto la lettura è consigliata prima della fase 3, poi in realtà lo potrete recuperare anche in seguito, ecco perché non è super fondamentale, però teoricamente leggetelo prima della fase 3 e così avete il filo del discorso come dovrebbe essere. Sì, aggiungo che forse in realtà il mio racconto preferito forse è proprio quello di Belle e Burri, ma più che altro, come Mm-hmm. dicevi te, per Belle che finalmente, recuperando Burriaga, supera finalmente la morte La di morte di Loden. Loden. Sì, sì, sì. E E questo infatti poi lo quando si ve sblocca, cioè, penso lo esatto. sbloccherà Sì, per forse fin quello che poi. troppo. Poi vedrai, forse fin troppo, diventa fin troppo interventista, diciamo. Però lì è chiaro come ci siano due filosofie, alcuni Jedi che sono per no, prima dobbiamo capire tutto sui senza nome, eccetera, eccetera, e Bell e Elzar anche che sono invece ma qua dobbiamo fare qualcosa, la dobbiamo fare subito, quindi sono un po' interventisti. Quindi le due correnti di pensiero mi sembra siano queste più o meno. Sì, avrei voluto vedere magari anche sullo sfondo, visto che comunque sapevamo di cosa avrebbero parlato i racconti, comunque Avar ed Elzar, che invece vedremo nel secondo, anzi che abbiamo visto, perché segue le uscite degli Spillati nel secondo numero dell'Ombra dello Starlight, visto un po' che erano cioè i personaggi collegati un po' al disastro che abbiamo letto nella Stella Caduta appunto, non son presenti in questo racconto. Quindi Mm-hmm. vabbè, ci faremo con l'Occhio dell'Oscurità. Andrea ci fa una domanda che direi di leggere prima di andare a chiudere, ci chiede: ma il racconto di Burry e Bell non lo raccontavano anche nella miniserie fumetti Shadows of Starlight? No, la miniserie è ambientata dopo il racconto perché Burry e Bell sono già insieme e raggiungono appunto il Tempio Jedi e lì vengono nominati cavalieri, non sono più Padawan per l'appunto, per cui è proprio invece il ritorno a Coruscant dei due.
Va bene, allora, Lorenzo, ti ringrazio per la compagnia. Sono contento che oggi sia andato più o meno bene, a parte che il faretto LED si è scaricato e quindi ormai io sono al buio. Però che sia andato comunque tutto bene. Sì dai, Grazie anche a grazie tutta io la per me chat. spostarti di là. Grazie a tutta la chat Sì, per essere qui in questa metteremo serata. un ripetitore magari di wifi, una roba del genere potrebbe funzionare. E grazie a tutta la chat, appunto, anche Federico che è arrivato solo adesso, ma poi ci recupera. Io come sempre vi ricordo che questo giovedì continuiamo con le nostre dirette dedicate a The Bad Batch. Mi sembra che ormai manchino due Due episodi, episodi. giusto? Sì, Che sì, sono questo quelli di mercoledì e il prossimo. questo mercoledì e quello dopo, giusto? Sì, sì, sì. Okay. Per cui insomma, arriviamo anche al termine con Arena Denti Poca. Vi ricordo che invece il prossimo appuntamento con Archivio Jedi sarà lunedì 13 maggio, ma ancora prima di lunedì 13 maggio, ovviamente siete tutti invitati sabato 4 maggio dalle 12 alle 19 a Reading Bay 15 a Milano. Trovate tutti i dettagli sul sito, per appunto l'inaugurazione della nostra sede da cui io sto magicamente trasmettendo. Tra l'altro mi Quindi era sfuggita che era arrivata anche la spada di Porter, sì, è di Porter quella? sì, non ho ancora, ho girato un reel, una storia, ma non l'ho ancora pubblicato, ma da domenica ho fatto un po' un'incursione. Ma probabilmente Domani, stasera lo edito e poi lo pubblico. okay. Domani uscirà anche un video, sul canale, così giusto per dirlo. Deve uscire Esatto. domani venerdì. E poi abbiamo anche domani sera la recensione invece dell'Alta Repubblica, per cui insomma i contenuti continuano. Bene, io direi che possiamo salutarci con la sigla e una buona serata a tutti. Ciao. Grazie a tutti, buona serata.